si è pian piano affievolita con la caduta di Roma, la Sardegna è una vicenda tutta sua dal punto di vista storico. Qua arrivano i Vandali, passano in maniera rapidissima, da quello che si capisce, anche i Goti che cercano di prendere l'isola, ma poi dopo l'hanno veramente in maniera molto molto breve. Il periodo più importante in quel momento lì è quello bizantino. Il periodo bizantino è un periodo in cui, almeno in teoria, si dovrebbe avere una diffusione del greco. La realtà in Sardegna è diversa. La Sardegna in quel momento si divide per esempio in due. C'è un confine molto netto tra l'area meridionale della Sardegna, in cui si scrive per esempio in greco, e il settentrione, in cui invece il greco per esempio non si vede. È già quello interessante. Il greco, tra le altre cose, nel Mediterraneo occidentale viaggia con la Chiesa. E quindi se noi troviamo dei termini sono entrati in Sardegna, ma lo hanno fatto anche nel resto d'Italia attraverso tutto l'uso semantico legato alla liturgia. Non sembra pesare poi in maniera tanto definita, tanto forte. E quindi i bizantini hanno determinato la ripartizione tra capo di nord e capo di sud e capo sud della Sardegna. Forse, però non sembra neanche questo un elemento tanto forte. Potrebbe essere stato invece più importante il momento giudicale, quello che segue. Perché il momento giudicale, a guardare bene, marca dei confini linguistici che ancora oggi un po' si vedono. Lì effettivamente ci potrebbe essere stato un momento in cui il sardo stava creando delle lingue nazionali, e queste lingue nazionali poi dopo non hanno finito di svilupparsi per la caduta dei giudicati troppo presto. Non è quindi niente di strano che alla fine ci fossero dei latini appresi già in maniera diversa nella latinizzazione, quindi con dei fondi musicali e fonetici diversi tra zona e zona, e che questi poi dopo siano stati spinti nel momento in cui la Sardegna politicamente si era disunita nei 4 regni giudicali. E poi nella tradizione si sviluppa attraverso 2 tradizioni un po' differenti in letteratura, perché il logudorese fa maturare una traduzione più tipicamente lirica, che nella tradizione europea viene considerata una tradizione alta della lingua. La lingua tradizionalmente, quando ha le forme alte, ha delle forme che sono liriche e tragiche. Le forme comiche sono le forme basse. Il disastro del campidanese è che il campidanese ha maturato soprattutto una grande tradizione di tipo comico, non lirico, non tragico, ma è una tradizione letteraria con tutta la sua dignità. Ve ne posso portare delle prove. Boccaccio non è che sia un autore minore della letteratura italiana perché è un grande comico. Nessuno si sogna di dire che una novella come Ser Ciappelletto è una novella indegna perché comica. È un elemento centrale all'interno della costruzione del nostro italiano. Così come lo è Petrarca, che comico non è, allo stesso identico modo. Ecco che quindi vediamo in Sardegna 2 tradizioni in letteratura distinguersi: il nord lirico, molto pensieroso, molto elaborato, molto musicale, il sud con una musicalità diversa che quella invece della comicità. Tant'è che abbiamo anche poi negli accompagnamenti musicali la trallalera campidanese molto allegra e invece le cantate a chitarra, tipicamente del Lugudoro, che sono più pensierose. Sono anche elementi culturali, sia ben chiaro, Cioè lo spirito giocoso, se vogliamo, del Campidano è dato dal fatto che il Campidano è una terra di socialità e di massai, di contadini. La Sardegna del Nord conosce una solitudine molto maggiore con gli allevatori, e quindi la cantata in solitaria ha anche degli elementi antropologici molto forti.